Anche se l'atmosfera è delle più spensierate, con il governatore del Veneto Luca Zaia nelle vesti di improvvisato artigiano in occasione dell'annuncio della giornata europea del gelato artigianale prevista il 24 marzo, è la vicenda del dimissionario Papa Benedetto XVI, una delle questioni affrontate nel consueto incontro con l'informazione locale, anticipato per evitare la concomitanza col martedì grasso. È una notizia che lascia attoniti, ovviamente è una notizia unica anche storicamente dalle informazioni che abbiamo. È un fatto eccezionale e direi che se ne va una persona di altissima levatura e spessore culturale e non poteva che essere con queste modalità, dando un ulteriore insegnamento. Quando hai coscienza che il compito che devi ricoprire non sei più in grado di ricoprirlo nel migliore dei modi, devi fare un passo a lato, non indietro. Forse è un insegnamento che molti di noi dovrebbero cogliere. Per venire invece a questioni più locali, l'analisi del referendum fallimentare per partecipazione e quindi per esito, che ha coinvolto alcuni comuni della montagna bellunese nella richiesta di annessione al Trentino. Io ho sperato fino in fondo comunque che ci fosse questo sì, perché avrebbe aiutato tutti i veneti per assurdo nel cammino dell'autonomia e del federalismo. Avere un sì significava mettere ovviamente all'angolo Roma, che avrebbe dovuto decidere. Comunque c'è lì una pratica che